A parità o quasi di numero di contagi, ci si ammala di meno e non si finisce in ospedale come a marzo. Sulla base di questi dati, il presidente del Veneto Luca Zaia ripete che ad oggi non c'è emergenza sanitaria, che il virus c'è, che serve prudenza, ma che non c'è allerta, anche se stanno predisponendo un piano di salute pubblica preventivo in caso di tempi bui. E già da lunedì test rapidi per tutti i visitatori degli ospiti delle case di riposo. Da lunedì mettere nelle condizioni le 300 case di riposo del Veneto, quindi vi do in anteprima questa informazione, di testare tutti i visitatori. Cioè capite che prima col molecolare non si poteva fare, perché se un figlio andava a trovare il genitore in casa di riposo non è che lo potevi far fare il tampone, poi dire torna a casa fra 2 giorni ti diciamo se puoi venire, nel frattempo non sapevi cosa aveva fatto nei 2 giorni. Noi pensiamo che oggi col tampone rapido, come lo fai in una scuola, lo puoi fare direttamente ai visitatori, togliendo ulteriore ansia, perché noi siamo fortemente preoccupati delle case di riposo. Rivendica il diritto di decidere per il proprio territorio, Zaia, come le altre regioni, nel rispetto delle linee cornice del governo nazionale. Favorevole alla mascherina all'aperto, rigetta l'idea di una chiusura anticipata di bar e ristoranti. Per cui sulla mascherina penso che anche con i colleghi una soluzione la si trova di equilibrio. Personalmente penso che se una persona va a passeggiare per i campi per i cavoli suoi non debba indossarla, ma debba averla in tasca e essere in grado di dimostrare che quando arriverò al parcheggio, che è quello della sagra del paese che è pieno di gente, mi metto la mascherina. Cioè, queste mascherine, guardate, cioè io la tengo in tasca nei jeans, cioè non è che mi serve una custodia, non devo andare via con la valigetta per una mascherina. Penso che quindi bisogna dire che sugli orari in questa fase decisamente no, ma ci aggiungerei un altro aspetto fondamentale che ho detto e dirò, che è quello che dobbiamo avere dei parametri, dobbiamo avere delle unità di misura, cioè nel momento in cui decidiamo che scattano delle misure, che so, la mascherina portata H24 anche a dormire, è perché c'è un parametro che mi dice che ho gli ospedali collassati.